iniziare? Manca ancora il sindaco di Serdi o il suo rappresentante. Allora, innanzitutto buonasera a tutti i presenti. Un saluto particolare naturalmente l'assessore Rio, che è qui con noi per questa occasione, naturalmente ai colleghi sindaci del territorio e a tutti i presenti. Naturalmente un saluto particolare a Umberto Opus, che ha scritto e presenterà questo libro, La spada e la gloria. E naturalmente la casa editrice, che è Carlo Delfino, che non penso che abbia bisogno di presentazioni, lo conoscete tutti, quindi un grande ringraziamento per aver accettato la proposta di presentare questo libro di Umberto Opus, che poi a suo tempo, ripeto, ha fatto sì che all'interno del libro si parlasse del viceré Duniga, che permise 313 anni fa praticamente di riunirsi qui a Nurri per decidere dell'accoglienza del viceré di Sardegna e di Spagna. E quindi già a suo tempo, ripeto, c'era la necessità di valutare e verificare anche le spese oggi le chiamiamo di rappresentanza, quindi anche allora, ripeto, non era tutto scontato e tutto dovuto. E quindi, ripeto, in quell'occasione si riunirono i sindaci del territorio per decidere, diciamo, di questo grande evento. Del libro, ripeto, non ne parlerò io, naturalmente c'è l'autore, magari potrà essere occasione di qualche curiosità e qualche domanda che magari durante la presentazione o anche dopo magari Umberto Opus ci chiarirà. Io, ripeto, sono semplicemente riconoscente nei confronti di Umberto, perché Umberto oramai è una macchina da guerra, ormai ha la penna che ha velocità supersonica, che le chiamiamo, perché ha finito di pubblicare un libro e già ce ne sta presentando un altro, quindi tutti ci chiedono e tutti si chiedono dove che trovi questo tempo per poter scrivere questi libri, che poi non sono libri qualsiasi, ma sono libri che comunque di ricerca storica, con una precisa puntualizzazione del periodo e allo stesso tempo non è una semplice narrazione, bensì un elenco ben preciso di date, di avvenimenti e di contenuti. Quindi chi ha avuto la possibilità di leggere questo libro, ma anche altri, vede quella sua linearità, quella scorrevolezza, che è anche di facile lettura, che oggi, ripeto, ci farà conoscere. E quindi io non aggiungerei altro se non passare magari in questo momento la parola, non so se ai colleghi sindaci o in questo caso a Tonio, che è il presidente della comunità montana del Sarcilano Valdaggio di Sera. Giusto, un saluto. Benvenuto a tutti, un saluto a tutti i presenti, al nostro assessore agli enti locali, ai sindaci dei comuni che parteciparono probabilmente a questo fatidico incontro di cui Umberto ci parlerà. Io devo essere sincero, ho chiesto a Umberto di mettermi in possesso dei libri in tempo utile, me l'ha dato. Quindi La spada e la gloria, questo è il titolo, quello che c'è scritto dentro non lo so. Di conseguenza attendo con ansia che lui ci racconti, poi casomai ci riserveremo qualche domanda, anche perché la curiosità è tanta. Stiamo parlando di quanti anni? 313 anni. E quindi probabilmente questa storia nessuno di noi la conosce, se non è di presente il giorno. Io sono ancora fermo su scelta Egea, quindi il periodo per me è lo stesso, però vediamo. Non ho altro da aggiungere perché non ho il contenuto del testo. Grazie Antonio. La scaletta adesso
Siamo la prima e la prima. A me preferite passare un bel introduco io, dai. Tanto un saluto anche da parte mia. Quando Umberto mi ha precettato mi ha detto guarda c'è questa rievocazione storica e mi ha detto appunto della scoperta della mappa, non di Google ma di qualche amanuense che aveva riportato su carta per ragioni, come è stato detto, organizzative, di rappresentanza, come si direbbe adesso, legate alla visita del viceré in questi territori, e quindi detto tu che sei assessore degli enti locali rappresenti l'istituzione regionale e quindi insieme con i sindaci del territorio facciamo la presentazione e la rievocazione anche se vogliamo di quell'episodio a cui faceva riferimento, descritto nel libro e riportato anche nella convocazione. Io sono legato a Umberto da un'amicizia lunga, credo che siamo passati almeno 20 anni, forse 25, quando lui non era ancora sindaco, 30 anni, quando non era ancora sindaco, no, ma mi riferivo a un altro episodio, ma eri presidente della Proloco e mi avevi fatto dono della prima pubblicazione quando aveva iniziato questa sua avventura intellettuale di scopritore di carte, di topo da biblioteca, se così si possiamo dire, una passione che è molto inusuale di questi tempi. Io ho un altro amico che ha questa passione, non so se qualcuno di voi lo conosce, sicuramente Tonino Serra, che è stato per molti anni sindaco di Jerzu e che ha anche lui questa passione di ricerca di quella storia minuta, di quella storia diciamo minore che si rinviene negli annali, nei depositi di carte presso le diocesi, nell'archivio di Stato, di cui tutti si dimenticano e che nessuno è capace di risuscitare, dare un senso e utilizzare la storia anche per cercare di capire un po' qualcosa di più del presente. E quindi sono venuto molto volentieri quando Umberto mi ha proposto di venire a presentare questo suo libro, intanto per testimoniare che questa passione vera è una passione antica, non legata a un episodio di questo territorio o di altri, ma è davvero una passione che lo ha portato e lo porta ad approfondire i temi, certamente con riferimento soprattutto alla sua terra, che ha una lunga storia, una lunga tradizione. A differenza, io sono sulcitano del Passo Sulcis, dove invece fonti storiche sono molto poche, limitatissime. Parlo della storia medievale soprattutto, perché insomma parte preistorica, nuragica e neolitica è naturalmente molto ricca, però su questo c'è stata sempre una grande difficoltà. E quindi ho una sorta di invidia nei suoi confronti, perché è riuscito a recuperare in un lavoro molto importante come quello che lui ci dirà stasera, che anch'io ho letto molto rapidamente. Il dottor Delfino ha avuto la gentilezza di darmi una copia nei giorni scorsi e quindi ho avuto modo di approfondirne i contenuti, di avere conferma della qualità dell'autore, a cui voglio aggiungere anche un applauso nei confronti dell'editore, perché ormai gli editori veri in Sardegna sono rimasti molto pochi. Un editore vero dal mio punto di vista è quello che si misura sulla capacità di individuare in anticipo quelle opere che possono rimanere nella storia e legare anche alle vicende degli uomini di oggi e esperienze del passato.
io sono un assiduo lettore soprattutto delle opere che Carlo Delfino produce sulla storia economica col commendator Fadda, andando a ricostruire, diciamo, quelle epopee che hanno visto la Sardegna impegnata in moltissime vicende, l'epopea mineraria, che poi è la mia, diciamo, origine sulcitana, insomma, tradisce anche un particolare interesse, ma non solo, insomma, tutte le attività dell'uomo legate alla pastorizia. Qui si isola una fase della storia della Sardegna importante, centrata in un territorio, però non mancano nel libro riferimenti a un contesto più ampio, naturalmente. Questo secolo a cui si fa riferimento nel libro, che va dal 1650 al 1750 grosso modo, è stato definito dagli storici da una parte della storiografia come il secolo del genio. È un periodo storico a cui io sono particolarmente legato. Io sono un amante della storia, ma soprattutto della filosofia, soprattutto di quel periodo, e in modo particolare cultore di una figura, diciamo, di filosofo che si chiama Benedetto Spinoza, che nasce in quel periodo diciamo, quindi mi è capitato di approfondire un po' tutte quante le dinamiche sociali e culturali di questo secolo, a cavallo tra il 6 e il 700, che aveva un filo rosso e una importanza che poi si è esplicata nel periodo successivo. Il tratto essenziale sostanzialmente era il passaggio dalla vecchia impostazione teocratica dell'età medievale al passaggio all'ordine laico della modernità. È un'epoca favolosa, fantastica, perché c'era un concentrato in quel periodo di conflitti, di risvegli spirituali, guerre civili, guerre religiose, rivoluzioni, invasioni, operazioni di pulizia etnica. Un periodo durante il quale ci fu l'esplosione del commercio internazionale sia verso est che verso ovest, considerando l'Italia, diciamo, come discrimine, per cui nasce la Compagnia delle Indie, ma nello stesso tempo verso ovest si sviluppano i traffici e si determinano le condizioni per uno sfruttamento. Allora, secondo il gusto dell'epoca, c'è la formazione di questi imperi globali, di imperi planetari. Noi siamo oggi abituati a parlare oggi di globalizzazione, ma la globalizzazione nasce in quel periodo. Ci fu un rapido inurbamento nelle capitali, pestilenze, incendi, nasceva un nuovo tipo di scienza contro una diciamo, un Dio sonnolento che fino ad allora aveva come dire, soffocato un po' le menti di tutti. La Sardegna è un po' la periferia dell'impero. Umberto ha questo pregio, chi avrà la possibilità di leggere il libro, di collegare le vicende, diciamo, del personaggio principale a cui si fa riferimento, di cui poi naturalmente lui dirà, con dovizia di particolari derivanti da una analisi delle fonti storiche molto precisa, di cui si dà conto. Sembra una storia romanzata, ma è tutto quanto vero, è tutto quanto citato con dovizia di fonti, quindi frutto di un'impostazione storiografica molto seria. Eppure sembra un romanzo, sembra una favolosa
come dire, condizione di mistero, quasi una narrazione che rimanda a quello che lui Umberto introduce nella prima parte iniziale del libro, quando dice: ma io ho scoperto, leggendo i fumetti da bambino, i fumetti di Tex Willer, quando si faceva riferimento a quel mondo di San Antonio del Texas, di Tex Willer, eccetera, che mischiava realtà e fantasia, e stava parlando di un personaggio che dal suo paese, da Mandas, è andato a fondare una città che è diventata una delle più grandi città degli Stati Uniti d'America, la capitale del Texas, come sappiamo, San Antonio. E poi eravamo insieme qualche volta, quando in qualche riunione in sede ANCI in prefettura di Cagliari mi mostrava uno dei ritratti appunto del viceré di Baltasar de Zuniga, ricollegando tutti quanti i fatti. Io penso che, diciamo, opere di questo tipo servano a due cose principalmente, e qui anche chiudo questa mia breve, come dire, presentazione. La prima è di capire in che modo l'insegnamento del passato, la lettura di libri come questo di Umberto e la discussione che può scaturire ci consenta di trarre qualche insegnamento anche per il presente. Sappiamo, viene detto generalmente, che la storia la scrivono i vincitori, e certamente questo libro non dà conto della povera gente, dei servitori della gleba, di quanti, diciamo, operavano alle dipendenze di questo nobile spagnolo che era venuto qui in Sardegna a sfruttare, a far rendere il proprio potere, insomma, cercando di reclutare militari o utilizzando il lavoro nei campi delle persone per trarre quel reddito che consentiva alla corona d'Aragona, al sistema feudale di allora, di sopravvivere. Però in fondo, e qui chiudo davvero, questi avvenimenti ci consentono di riflettere, di pensare alla Sardegna di oggi, di quella che è stata, di quella che potrà essere nel futuro. In fondo la storia, la storiografia, se un senso ha, può essere questo, quindi ragionare attorno a questi temi, presentare i contenuti, andare a ricostruire la trama dei rapporti, dei tessuti che ci sono adesso, ma c'erano anche allora, come quelli che legano le realtà comunali, le comunità, con tutto ciò che ne deriva, quindi il culto dei santi, il culto di Sant'Isidoro, di San Giacomo, cioè tutto quello, oppure certe parlate, certi idiomi, quel filo rosso che ci consente di collegare direttamente la nostra realtà di oggi con quella di 350 anni fa. Umberto cita, fa riferimento ad alcuni di questi episodi, di alcuni di questi fili rossi, diciamo, se così si può dire, a cui ho fatto riferimento. Insomma, i riti della settimana santa, S'Incontro, il culto di Sant'Isidoro, moltissime affinità condivise con la Spagna, perché la Sardegna di allora era molto più legata con la Spagna di quanto non fosse con il territorio nazionale italiano. Sabaudo, che prese in mano la Sardegna proprio dagli aragonesi nella fase successiva della nostra storia. Quindi non è sbagliato ricostruire, anche celebrare queste figure
figure, di grandi condottieri, diciamo, in un mondo globalizzato di allora, con spirito critico, con attenzione intellettuale, con la capacità di interpretare il nostro passato per dare un senso al nostro presente e anche al nostro futuro. Da uomo di spada che era Zuniga, da uomo di governo, e naturalmente la sua carriera militare ce la racconta Umberto, diciamo, nei suoi dettagli. Da uomo di penna. Da uomo di penna, naturalmente. Grazie Antonello, grazie a Cristiano, grazie a Carlo, grazie ai sindaci, grazie a voi tutti per essere presenti. Quando abbiamo parlato con Antonello di organizzare questo evento, su stimolo di Carlo Delfino, l'idea era: presentiamo un libro o raccontiamo quello che è successo? I fatti sono tantissimi, non raccontiamo i diritti, poi ce n'è uno curioso che probabilmente vi accennerò dopo. Abbiamo raccontato e voluto raccontare in una serata come questa un evento particolare che ebbe come palcoscenico Nurri. Quindi 313 anni fa il Nurri ospitò una riunione di sindaci e quindi siamo iniziati a vedere la Piazza Reggio come della Sotto, il Presidente del CAL, niente di nuovo all'orizzonte, perché in archivio di Stato a Cagliari c'è un bel notarile con alcune pagine che racconta di una mattina a Nurri del 7 maggio del 1705, quando i sindaci, le cose, non faccio errori a invitare fu il sindaco di Nurri, Sebastiano Mandas. Al suo appello risposero Effis Lenti, sindaco di Mandas, Battista Pizzalis, sindaco di Isri, Antoni Guizo Carta, che era sindaco di Sterri, Antioco Rosas, che era sindaco di Scaraplano, Sebastiano Boi, sindaco di Nuovo Vattulo, Josef Frau, sindaco a Roli, e Salvador Gessa, sindaco ad Onegara, assenti ingiustificati per Urgus e Scorte, Giorgio e qualche anno. Perché è importante questa cosa? Onegara e Urgus erano allora. Perché è importante questa notarile? Perché intanto è una delle prime testimonianze storiografiche delle riunioni in forma associata dei sindaci di allora. Quindi, tanto per dire, oggi abbiamo fatto una riunione di comunità montana di riunione, niente di nuovo, ne facevano anche allora. Ma ancora più curioso è il testo della delibera che viene adottata, perché vengono informati tutti i sindaci. Guardate che arriverà, allora è un evento veramente di livello massimo, questo arrivasse al finale della Repubblica in visita nel territorio, arrivava dopo decenni un viceré in visita nel territorio. Dato curioso, conosciuto a tutti allora, e curiosamente oggi che siamo più spaventati, siamo meno informati dei sindaci di allora che erano meno spaventati, informati dal fatto che il viceré si chiamava Don Baldassar di Zuniga, un nome molto conosciuto in zona perché il suo padre, suo fratello successivamente, suo nipote ancora dopo, erano i duchi di Mandas, che contavano qui una frequentazione assidua come loro procuratore regidores. Per esempio alcuni anni prima proprio il babbo del Baldassar fu quello, attraverso la moglie, che diede l'assenso di 4.000 fiorini per costruire il convento qui che avete a noi. Quindi c'è una storia che è legata a doppio filo tra quello che è la comunità locale e la storia più grande del ducato. Si trovano i sindaci, arrivano a cavallo, il predecessore di Antonello, Sebastiano Maras, convoca a casa sua, perché allora non c'era il sindaco, non aveva l'ufficio del sindaco, non aveva da casa sua che metteva a disposizione appunto della comunità. E con i suoi colleghi introduce l'argomento: perché siamo qua? Perché il CR dobbiamo discutere su come fare fronte alle spese, quindi banchetti, pulire le chiese, voler mostrare un po' i luoghi, l'accoglienza. E guarda caso, anche in questo
momento niente di nuovo, cosa dicono i sindaci? Non ci sono soldi. Fatelo. E dice il notaio, che si chiamava Juan Antonio Falque, con due testimoni, entrambi di Iseri, Pere, Moi di Iseri e Joseph Diani, allora si scriveva Guiane, dice il notaio, i sindaci dicono: se trovano impossibilitati a portare fuori i soldi, che cosa inventano? Cioè, siccome invece il re è parente del duca, chiamiamo il reggidore, che si chiamava Valeriano Servente, diciamo: caro Valeriano, noi non abbiamo soldi, anticipi tu tutti i soldi e poi vedremo come restituire appunto l'anticipo. E qui subentra una curiosità. Abbiamo detto: viene in visita Baldassarre di Zuniga, il viceré, che era in Sardegna da circa un anno, e chi lo accoglie era questo Valeriano Servente, che era il reggidore del ducato di Mandas in quegli anni lì. E i documenti, perché poi sono andati a notare lì, ci danno un'altra notizia ancora più curiosa e interessante. Quando il Papa chiama tutti a raccolta, tutta l'Europa cristiana, per difendere Vienna e Budapest, vediamo tutti i grandi sovrani, Luigi XIV di Francia, il direttore di Baviera, l'imperatore d'Austria Leopoldo, formano quella che era la Lega Santa, che riesce a impedire nel 1683 che i musulmani arrivino a Vienna. Quindi c'è la grande difesa della cristianità e Vienna viene salvata. C'è ancora molto a fare la seconda paura e il Papa dice: non ci basta per difesa di Vienna, bisogna riconquistare Budapest, che lo si chiamava Buda. In questa chiamata alle armi di tutti gli imperi di allora, gli spagnoli rispondono con una delegazione e partono come cavalieri di Ventura di allora un gruppo di giovani, ventenni, quattrini nobili, da cui figura Manuel de Zúñiga, che appunto aveva il titolo su Mandas e due titolatori, perché poi il titolo era quello di Massimo della Colatura Siuro, il Barbaggio Lollai, il Barbaggio Siuro e quant'altro aveva. Parte lui, parte il fratello minore Baldassarre di Zúñiga, Gaspar, e parte Valeriano Servente. Quindi voi immaginate, fine 600 si partono dalla Spagna e vanno a difendere prima l'Austria e poi l'Ungheria. E lì si innestano storie curiose anche di personaggi locali. Per esempio c'è Paolo Mura, che è un capitano di Vino Maturo, c'è Salvador Loci, che è un reggente Loci di Sale, figure importanti nella Spagna di allora che fanno da contorno a questi grandi personaggi. Noi stiamo ai tre che vi ho detto: il duca, Baldassarre e appunto Valeriano Servente. A Budapest succede un fatto che è messo in conto, che era quello che era possibile del martirio, della morte di uno degli spagnoli che andava appunto contro i musulmani, e a morire in questo caso è il duca di Mandas, che muore a 29 anni con due figli piccoli e quant'altro. Nella sfortuna Baldassarre sarà quello che dalla morte del fratello trae tutti i vantaggi di quel momento, perché Carlo II, che era re di Spagna, dice: purtroppo è morto tuo fratello, è morto un nobile di Spagna di prima classe, ti nomino viceré a Pamplona, quindi viceré di Navarra, che è uno dei re storici della Spagna di allora. Si distingue questo Baldassarre e diventa famoso nella Spagna, come se fosse un ministro, chiamiamolo così, e lo viene promosso al Consiglio delle Indie, che per intenderci è l'organo che controllava il commercio mondiale dalle Filippine all'America, dall'Asia all'Europa, e lì in questo organismo si distingue ulteriormente. In contemporanea Valeriano Servente viene mandato a governare il ducato di Mandas, e tra le tante cose che fa, essendo un uomo di potere, un uomo di governo del territorio, fa alcune cose nella gestione del feudo stesso, con sede tra Mandas e Cagliari, però guarda caso, e nel libro l'ho citato apposta perché mi ha colpito molto, questo qua avvia anche attività imprenditoriali locali e impianta diverse vigne proprio a Nurri. Quindi a Nurri lui impianta queste vigne e porta con sé personale,
dalla Spagna, e Annuri, per esempio, come suo guardiano, nome un certo Fabiano Rodriguez, quindi che Annuri gestiva appunto per conto del servente il fatto. E c'è un manuale di circa 300 pagine sul delitto di Fabiano Rodriguez, perché cosa facevano anche allora? C'è fame in mera, quindi subito vanno a rubare l'uva della vigna, e c'è un grande processo su cui saranno indagati e carcerati a Cagliari colpati di omicidio, delitti accusati Juan Maria Ligas, Basilius Polini e Francisco Diana, noto Chicchedu, tutti di Murri, che alla fine del processo sono tutti mandati alle galere al mare nel Mediterraneo. Quindi c'è un intreccio che porta il territorio a dinamiche più importanti, e guarda caso, mentre il servente reggeva il territorio, il re di Spagna manda in Sardegna Baldassare di Zúñiga. Lo citava prima Cristiano, a me mi ha sempre colpito il fatto che quando si andava dal prefetto, il quadro che campeggia dal prefetto di Cagliari è appunto quello di Baldassare di Zúñiga, e un mio stesso compaesano che fu prefetto negli anni 90 a Vogliapagi dice: ma eccellenza, sa che questo signore? Ma c'è il re? Lo dice di uno, chi è? Cioè, non lo so, questo era un suo parente perché era figlio del duca di Mandas, non sapevo nulla, e gli è scattata la curiosità per scrivere il libro, che anche personaggi importanti della nostra Sardegna non conoscevano, non conoscono quello che era un quadro che poi dietro di sé ha tante cose da raccontare, perché fatevi un po' di un salto mentale con i libri di storia, a noi ci hanno tutti insegnato, ci hanno messo in testa che nel 1706 a Torino Pietro Mica si immolò per salvare Torino dai francesi, e nessuno nei libri di storia racconta mai che come la guerra di successione portò alla guerra in Piemonte tra la Spagna e la Francia, appunto di Savoia, qui si aveva la stessa situazione, tant'è vero che dopo 2 anni la Sardegna passerà agli austriaci. Qui si combatteva con dei movimenti di cui si chiamavano bandi, sono dei partiti schierati pro Austria o pro Spagna, pro Filippo V o pro Carlo III, e guarda caso i partigiani più famosi di Carlo III in Sardegna, uno era il marchese Zatriglias, che tutti gli studi davano esiliato a Tolone, morto a Tolone in Francia, invece è morto a San Nicolò Gerrè, si è posto nella chiesa di San Nicolò Gerrè, per farvi un esempio. Oppure Don Salvatore Lucci, che nasce a Saveri, parteggia per Carlo III, l'esilio dura forse 1 anno, e anche lui torna in Sardegna e muore a Cagliari, quindi tante storie legate a una nostra realtà. Ma perché Baldassare diventa il libro ancora più intrigante? Difende il Buddha, sulla governare Pamplona, Consiglio delle Indie, lo manda in Sardegna. Qui si distingue subito con un altro aspetto. Voi notate che voi state discutendo nel museo regionale la finanziaria regionale. Allora si chiamava l'approvazione del donativo, che poteva essere o in soldi o in denaro, quindi c'erano solo 2 partite di discussione nel rapporto tra la Sardegna e il re di Spagna. E come ben sa Cristiano, nei parlamenti mesi di discussione per arrivare poi all'unque. Baldassare diventa la semplificazione amministrativa, perché è quello che dice: basta la riunione di anni, sediamo un rappresentante per ogni stammento, quindi per il Parlamento di allora, e da allora si introdusse un percorso amministrativo che durerà fino al 1434, quando poi il donativo verrà cancellato, si passerà ai bilanci che poi nelle evoluzioni abbiamo conosciuto con Luigi. Ma poi c'è andato ancora più curioso, perché Filippo V dice: vabbè, questo è bravino, e decide di mandarlo in Nuova Spagna, che allora Nuova Spagna era il regno che governava tutto il Messico, l'America centrale, la California, il Texas, il Nevada, tutti quegli stati lì. E una delle curiosità che voi vedete spesso nei libri, ma anche in qualche film di storia, una delle prassi degli spagnoli era portare un percorso di colonizzazione delle nuove terre, e il modo era sempre lo stesso: l'utilizzo della Chiesa cattolica. Quindi
la prima cosa che facciamo è portiamo i missionari francescani, i frati, impiantiamo in territori pieni di indiani, in questo caso sono gli Apache, il convento e a fianco il presidio militare. Perché nella storia a noi interessa Baldassarre? Perché fra i tanti presidi che lui ha fondato nel convento ne fonda uno che diventerà famosissimo per due motivi. Lui fonda San Antonio, perché lui era andato a beccare in Spagna e c'era il convento anche di San Antonio, e porta l'esperienza del spagnolo e fonda San Antonio di Beccare. Tant'è vero, tutt'oggi, nel 2018, San Antonio è nella contea di Beccare. Quindi c'è la proposizione dei nomi spagnoli. Fonda San Antonio e il convento diventerà ancora più famoso perché una volta che c'è la guerra tra texani e messicani, è quello che sarà emblemizzato e diventerà famoso perché piace nei film western, quando John Wayne nella pellicola di Alamo, David Crockett, un po' la desidero parlare, quello è il convento di San Antonio, che prenderà appunto il nome di Alamo e sarà proprio reso famoso da numerose. E tutt'oggi a San Antonio c'è proprio il convento e nel palazzo del governatore c'è appunto il ritratto, uno dei 4 sermoni di Baldassarre de Zúñiga. Diventa, in virtù di questo percorso che ha fatto ancora più a diventare il re ancora più benemerito, e viene promosso addirittura presidente del Consiglio delle Indie, che appunto era il governo del commercio di Roma. Tante storie che in un libro che io chiamerei a fisarmonica riunisce Nurri a Budapest, Orrori a Madrid, Scalaplano, in un percorso dove non vi sembri strano che allora si viaggiava con più difficoltà di oggi, ma si viaggiava molto anche allora. Lo troverete all'interno del libro una serie di descrizioni che erano i soggetti che poi gravitavano anche nel governo del territorio. Per esempio, quando voi parlate dell'apertura di Nurre, non è altro che la figlia del mandamento che prese il nome da quelle le curie feudali, dice Nurre era sede di curia feudale, e per esempio a fine 600 a governare era Antonio Pisano, che era delegato del partito di Nurri. Oppure il servente è famoso anche per una serie di passaggi, citavo questo che aveva Massimiliano con Antonello Lucini, è lui che fa gli atti, per esempio nel 1699, quando arrenda a Michele de Sosa e Giuseppe Carmetta tutti i salti di Sarassi, che era un paese spopolato del Ducato, i salti di Santi Cosma e Damiano, Sassai, che poi è vicino a San Nicolò della Sirius, nella villa di Gara, quindi tutti i passaggi che rendono vedere quello che è stato la gestione del territorio di allora. E il libro, che vuole essere appunto un omaggio a Baldassarre, è strutturato in modo tale che si capisca che il personaggio è dentro un contesto storico, quindi l'ho detto prima, cristiano. Si lavora per far capire che quando lui arriva per esempio negli Stati Uniti, che abbiamo conosciuto come nome alcune decine dopo, è protagonista di una serie di eventi che poi nella storia passeranno, ma storia che viene scritta con le stesse mani di chi le ha scritte in Sardegna. E il libro, appunto quando si parla della riunione di Nurri, è che noi dobbiamo riscoprire l'orgoglio di raccontare quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto, e molte volte commiserarci di meno, perché per esempio negli atti che notarili il grano di Nurri, di Orrori ha prodotto non poche fortune, o nel caso non si portava a Barcellona, a Valencia per far sì che quelle popolazioni non avessero fame, quindi abbiamo dato invalenze di un certo tipo. O per esempio nel caso di Serri, la Giara, che era tutta quella privata, gli allevamenti di cavalli che sono durati per decenni, sia anche in periodo Sabaudo, il re e anche Vittorio Emanuele I o Vittorio Emanuele hanno cavalcato su cavalli che venivano allevati in questo territorio, non
storia, di ricerca archivistica, ma anche lo stimolo per dire, quando scriviamo, e l'abbiamo concordato, che dalla Sardegna passiamo agli Stati Uniti con San Antonio, quando nascono storie, ecco, riappropriamoci della storia, perché questo c'è una volta i pionieri religiosi, ma per esempio in Spagna anche il paese più sperduto ha recuperato le vestigia dei castelli, palazzi, che raccontano le storie di quelle comunità, di cui cercando di raccontare. Il secondo elemento è, lo dico sempre, lo dico ai sindaci, quando si trovano negli archivi pezzi bellissimi di storia religiosa, è la Carta del Torrentone del 1636, dove ci sono tutte le chiese girocate oggi, o addirittura molte scomparse. Per esempio, parlando di Conte tempo fa, la Santa Giuliana che è sotto il lago Mulargia, Santa Caterina, quella che era Mandas, che è stata demolita perché era sede sempre di banditi, quindi è stata sconsacrata per evitare, perché c'era il diritto di asilo, allora per evitare che ci fossero banditi. O altri esempi, per esempio dicevo anche a Lucca, diciamo a Cartina, in questo caso a Madrid, del confinamento per esempio tra Nurellao e Isli del 1702. Quindi gli archivi hanno tante cose da dirci e da raccontarci. Poi il terzo elemento è quello ancora più importante, che a fini turistici, visto che il turismo culturale sta diventando uno degli elementi di pregio a livello mondiale, tra virgolette, uso un termine, un verbo improprio, rivendere agli spagnoli o chi quello che loro ci hanno portato non è peccato mortale, anzi, noi vediamo tutto, diventa fondamentale per i territori, per far sì che anche nelle pratiche di spopolamento diventiamo anche propositivi con progetti di spessore di livello nazionale. L'ultima chiosa era sul fatto del Don Baldassare, sul Don Valero Serventi, sui personaggi che vi ho raccontato in breve. Quando parliamo di mondo globale, allora gente che viaggiava da Mandas, Murrio, Lodice, veniva a Budapest, andava a San Antonio, non ci sono molti quelli che oggi fanno sigilli nel suo territorio. C'era un mondo di globalizzazione, anche allora curioso e interessante, che legava a quello che dicevo prima aspetti che poi sono rimasti nella nostra cultura, perché per esempio se parliamo di tradizioni ecclesiastiche, Sant'Isidoro è una classica importazione spagnola, San Pasquale Byron è un culto che arriva con loro, c'è tanto che ci hanno dato. Il più famoso di tutti, si incontra la domenica di Pasqua, è una classica festa di impronta spagnola. Ecco perché tutte queste cose qua, se noi le riprendiamo, le proponiamo e appunto le riprendiamo, non faremo una cosa sbagliata, perché c'è tanto da fare, c'è tanto da dire e soprattutto c'è tanto da recuperare. Per vostra informazione, per esempio, a Toledo, nell'archivio della noblezza, le cartelle sui nostri paesi sono oltre 500 cartelle con faldoni, un tanto e documenti. Ad esempio, se uno vuole sapere quante pecore c'è una provatura dal 1600 al 1800, trova tutto. Se uno vuole sapere quanti cavalli se ne vanno a sera, c'è tutto, ma c'è tutta la scuola, per esempio, amministrativa dei territori. I sindaci, con i consigli comunitativi, che erano i gestori del territorio del livello più ampio, quindi le curatorie, si parla se uno o l'Ollai, e poi dell'enclavo di Giulianova, della Sicci o di Olbia, che allora era Terranova. O, per esempio, una cosa altrettanto curiosa, ma di più complessa, non abbiamo da fare perché è molto materiale, tutta la storia carceraria. Perché, per esempio, noi in questa zona qua avevamo da Giorgei e Scalaplano, il nostro carcere era quello di Giorgei, in Barbagia Seul era quello di Seul, che è l'unico carcere balneare valentino che abbiamo in Sardegna. Abbiamo nella Barbagia Rollai, era una mammogliara, con tutte le storie di ogni singolo detenuto, sia di quelli rilasciati sia di quelli che venivano mandati alle galere, che allora era andare a remare nel mar Mediterraneo.
e troverete, così che siamo poi qui a Nurri, storie di tutti i tipi, di tutte le varietà, dal pastore al contadino. O chiudo con una che secondo me era la storia bellina di uno di Nurri, era un noble, si chiamava Don Diego Dedoni, che si fidanzò a Sueli con questa giovane donna di San Marocco. Questo si fidanza a Sueli. La sua fidanzata aveva la mamma era vedova e il parroco di signor Rubini, si chiamava Garau, aveva una frequentazione molto interessante con la mamma della fidanzata e diceva Don Dedoni, da come diceva cavallo su Edi, diceva ma quando va a suonare noi è paziente, sembra sorride e poi andiamo nel giorno e cosa fa questo Don Diego un giorno da Nurri convoca tutti i suoi amici di delinquenti di Serve, di San Basilio, poi è bello perché sono tutti i nomi, uno si chiamava Concallado, uno si chiamava Barbello, tutti questi e dice questo è la mia suocera a pranzo all'1, alle 3 va figlia, voi vi alzate nella sala che diciamo per sala che andavo dalla Suedia se non lui c'era una parte, nell'altra sala come passa fatelo fuori e tocca questo Cirino e un certo Frau il prende e gli fanno scena il classico film con questa scoppetta e dice caglia a terra e alla noi e dice non è solo alla noi sul luogo grandi come scende da cavallo si gira 2 schioppettate alle spalle morto il telefono tagliato la mano destra allora, perché aveva avuto era stato ritenuto colpevole di aver rubato il patrimonio della fidanzata del Don Dedoni che è ovvio dirvi che la figlia anche lui Armando poi non vi dico la cosa perché la Don Dedoni quando è stato ha fatto il tanto anche lì grazie a tutti di riferimento parliamo di comuni quindi e al sindaco Antonio Razzelli che ha avuto appunto questa serata. Devo dire che questa serata, come diceva Umberto, l'abbiamo programmata quando, pensando alla cartina e pensando appunto a quell'evento, ci tenevamo a voler rievocare e quindi ripassare per il momento con tutti i sindaci, penso che ci siate più o meno tutti, ma non ha importanza suonare completo perché l'importante è il simbolo, cioè l'importante è l'evento, l'importante è avere ripercorrere un evento di tanti anni fa. E credo che valga la pena comunque soffermarsi sul fatto che questi eventi, come diceva Umberto, vanno valorizzati perché in paesi, in luoghi dove non accadono tante cose, me ne accadono poche, come questa è importante ricordarla perché comunque in parte ha anche cambiato la storia. Ora il volume è l'ultima pubblicazione di quest'anno, siamo mi pare alla 34esima pubblicazione del 2018, quindi numeri importanti che ci vedono sempre impegnati nel, come dire, promuovere cultura a 360 gradi, dall'archeologia alla storia, all'ambiente, alle tradizioni, all'artigianato. Questo di Umberto è un tassello, è quindi una tessera di un vaso. La grande storia è fatta di piccole storie, ma questa è una storia vera. Noi che pubblichiamo i parlamenti, tutti i parlamenti del Regno di Sardegna sono volumoni, ne abbiamo pubblicato 34, non ci è mai capitato di trovare una storia di un personaggio esistito e di fatti, di eventi veramente accaduti. Quindi questa è l'importanza di questo libro, che non è un librone, non è un libro che si legge come un romanzo, ma non è un romanzo. È un libro che racconta una storia vera di un personaggio che è esistito, di un personaggio che è passato qua e quindi fa parte della vostra storia, la storia di questo territorio, di questi comuni, che è bene, come dire, conoscere. La cultura ci aiuta a migliorarci, ci aiuta a vivere meglio e quindi il libro, la carta è sempre un elemento valido, malgrado internet, Google, Facebook, il libro è sempre libro e noi ci crediamo,
ma credo che ci credano anche le nuove generazioni, perché poi alla fine le librerie sono sempre stracolme, le unità editoriali ogni anno si producono in Italia circa 100.000 libri, che significa che è un mercato. Adesso noi eravamo giorni fa ad Olbia, tempo dietro a Carbonia, fine settimana saremo a Fondi come associazione editori, quindi grandi sforzi aiutati dall'assessorato alla cultura per promuovere cultura, per far arrivare cultura nei paesi. Si parla di spopolamento, certo, se non c'è un'attività culturale, se non c'è un'attività, io ritengo che bisognerà tornare alla terra se si vuole vedere i giovani attaccati al territorio, perché diversamente è difficile, però la cultura è fondamentale per le nostre decisioni, per le nostre scelte, per il nostro futuro. Il libro è già in distribuzione, scusate, in tutta Italia, in Sardegna, ma sarà in distribuzione la prossima settimana in tutte le edicole dei paesi in cui abbiamo fatto cenno e questa sera appunto ricorderemo con questa carta che abbiamo voluto realizzare, proprio per lasciare uno strumento, un ricordo di questa serata con le firme dei sindaci presenti. Quindi non aggiungo altro perché ora si fa tardi di tornare a pensarsene. Vi ringrazio della vostra presenza, ma do un forte significato simbolico a questa serata, perché credo che faccia parte del vostro, come dire, patrimonio culturale. Probabilmente troverete qui dei vostri antenati, no? Umberto ha fatto i nomi di molti sindaci, quindi risalendo, però è bello, ecco, tornare indietro, conoscere le radici, la nostra storia, le nostre radici, è importante. Parlavamo oggi al pranzo con degli amici. Quando i nuragici volevano distruggevano tutto, i cimiteri, le case, perché non volevano lasciare passato. E quindi uno era, come dire, dietro, non lo so. Ecco, oggi invece la storia, chi ce l'ha? Pensate agli Stati Uniti. Quando sono venuti nello scambio giovani, ci facevano vedere case del 1905. Io ho portati a Sant'Antino e ho detto, casa di 4.000 anni fa. Quindi cerchiamo di valorizzare le nostre cose, cerchiamo di dare un senso e soprattutto un confronto con quello che abbiamo noi e con quello che non hanno altri. Noi abbiamo, come dire, dal nostro passato, c'è tutto, dalla casa, alle tombe, alle fonti, ai menhir, cioè la Sardegna è un museo a cielo aperto. Se ne siamo consapevoli e lo promuoviamo, e lo valorizziamo e lo promuoviamo, il turismo forse, che dovrebbe essere, per quanto riguarda la cultura, una colonna sonora come nei film, da gennaio a dicembre, perché non si capisce come in altri paesi si riesca a fare il turismo quasi tutto l'anno. Prendete Malta gli alberghi non chiudono mai, e non è che siamo noi vicino alla Svezia, siamo in Mediterraneo. Quindi, partendo appunto dal libro di Umberto, ma per parlare che quello che abbiamo dobbiamo preservarlo, custodirlo, ma soprattutto valorizzarlo e promuoverlo. Questo può essere un grande aiuto per il turismo e per l'economia locale. Siamo pochi, non siamo come in Sicilia, quindi dobbiamo capire che se ci diamo da fare, se ci muoviamo, qualche cosa riusciamo ad ottenere. Quindi vi ringrazio della vostra presenza, ma soprattutto vi ringrazio perché avete colto l'essenza di questa serata. E il libro è importante, ma ricordare quell'evento è ancora più importante. Voglio ringraziare naturalmente, l'ho accennato l'assessore Rio, è stato fatto ieri a Palazzo Reggio, nel ringraziare Carlo Delfino Editore. Per noi e per tutta la Sardegna è un patrimonio e giustamente, ripeto, per quello che ha fatto, per quello che sta facendo, e ci auguriamo che, come si dice, non siano 34 solo del 2018, ma N per i prossimi anni, che veramente non è. Grazie ancora di cuore. Grazie. A questo proposito, nella finanziaria noi abbiamo, su richiesta dell'ANCI, voluta da Umberto e da me, devo dire, una certa quantità di risorse per completare il lavoro avviato
nella ricostruzione di un mosaico di pubblicazioni che raccogliessero quella microstoria in forma di pillole della Sardegna dei comuni, che è un'opera avviata con una settantina, se non ricordo male, di pubblicazioni, ma che può essere ampliata con un contributo della regione e un minimo di, ma a questo punto poco più che simbolico, contributo dei comuni, che consentirà a tutti i comuni della Sardegna di avere questa disponibilità di uno strumento in più per fare promozione del proprio territorio, e quindi credo che sia una cosa importante. Siccome se non è stata approvata oggi lo sarà domani, ci sono delle risorse nel triennio anche abbastanza importanti per proseguire il lavoro fatto. Credo che sia utile sottolinearlo, se vogliamo davvero, e io sono convinto di questo, che il lavoro avviato dai comuni di unire insieme protagonismo politico, come i sindaci sono stati in grado di fare in questi anni, con la capacità di valorizzazione della cultura senza timori reverenziali nei confronti di nessuno, anzi con un protagonismo di cui va dato merito e va valorizzato. Una battuta insomma a questo proposito: quando Umberto citava i frati che venivano mandati in avanscoperta, mi ha ricordato quella barzelletta dei due frati, un francescano e un gesuita, che stavano pregando insieme. A un certo punto il gesuita prende la sigaretta e si mette a fumare. Il francescano dice, scandalizzato: ma come stai fumando? Perché tu non fumi? Sì, fumo anch'io, ma non prego. Allora cosa hai fatto? Io ho chiesto ai miei superiori, ma mentre prego posso fumare? Il francescano ha detto ai superiori: no, ma manco per idea, stai scherzando, tu devi essere lì al dovere, occuparti solo delle cose, quando stai pregando non puoi fumare. E tu che hai detto? Ma anch'io ho detto la stessa cosa, ai miei superiori ho detto: ma mentre sto fumando posso pregare? E Gesù, sì, certo. Questo per rendere omaggio al gesuita. Prima di lasciare la parola agli altri, per darvi l'idea, volevo solo riga, anche per farvi capire il gioco che ho fatto sui personaggi sul territorio. Mario Servente, quando arriva giovanissimo in Sardegna, trova moglie sposando Donna Maria Santus, ai più nota come Donna Mignia, che curerà, essendo una donna di potere, gli interessi del marito. Alla morte del servente sarà proprio lei, unitamente agli algeresi, ad avviare una causa contro il duca di Mandas per diversi crediti che vantava verso la famiglia ducale. Dalla memoria di prima del Settecento sappiamo che il servente fu lui a creare un'azienda a Scalaplano. In questi territori, si legge, vi è una tanca, ossia campagna serrata comunale di circa 1000 starelli, di cui gli eredi non valevano serventi che la chiuse, la disferendolo a un buon prezzo. Il nome di Don Valeriano e Donna Bettina fecero capolino pochi anni dopo, anche perché forse il responsabile della storia di guerra di conflitto tra Mandas e Orrori. Ma qui il tacio, che altrimenti vi dico sotto il libro, altrimenti dobbiamo già far squadra per questi orrori. Grazie. C'è qualcuno che ha qualche curiosità, qualche approfondimento che magari vuole... Coraggio, tanto siamo è un salotto, come dire, letterario e culturale. Umberto ha tracciato tante linee. Professor Perra. Una curiosità, non so parlare con gli altri. Proprio grava. Spiegaci il titolo, Umberto, La spada e la gioia, che era colpito. La cosa è la scelta fatta da un giovane di 24 anni che parte a Budapest e ne inizia la sua vita. La spada perché il militare che va a combattere, però al suo tempo la spada ha la funzione di quello del militare, di chi cerca l'avventura, ma soprattutto la gloria. E nel caso nostro lui la ottiene perché appunto fortuitamente, perché muore il fratello
in Spagna, Don Fulvio, che è una carriera brillante, va a fare il CR in Spagna, in Sardegna perché per la promozione, cioè, allora essere promossi al CR Sardegna è uno stato è stato importante, e poi la gloria finale perché va negli Stati Uniti e non lo vedo prima, ma la sede del Vicerre dove Spagna era la città del Messico, quindi era un governo di un territorio immenso. Quest'uomo qua, e lì ringrazio anch'io nuovamente Delfino, ha 4 quadri conservati attualmente al mondo. Il primo quadro è quello che lui da giovane che ha Bejar, che è un comune vicino a Salamanca, dove lui è nato. Il secondo dell'uomo maturo è quello che conserviamo noi a Cagliari, è anche forse il più bello, quello che c'è il prefetto di Cagliari. Il terzo è quello che è proprio la città del Messico, l'uomo già anzianotto che va appunto a governare questo grande stato. E il quarto quadro è quello che gli hanno voluto dedicare gli americani lasciandolo appunto nel palazzo del governatore di San Antonio. San Antonio è la 6ª città americana per abitanti, non è appunto in ricordo di questo fondatore, il vostro fondatore ha il suo quadro. Per darvi anche l'importanza che gli spagnoli danno a questi eventi, quest'anno San Antonio che ha fatto uno stuolo di iniziative enorme. Il momento clou è stato proprio il 3 maggio, quando a salutare la fondazione è arrivato il re di Spagna, anche Trump, per dire che c'è tutto un contorno di eventi e di autorità che hanno voluto suggellare questa bella storia. Curiosamente nessuno ha fatto un libro sul fondatore, e questo libro glielo sto mandando a noi dalla Sardegna. E probabilmente, anzi questo certamente verrà tradotto in spagnolo, e quindi questo significa veramente un bello spazio di diffusione, e forse anche in inglese, ma sicuramente in spagnolo perché c'è già qualche interesse da parte di qualche agente letterario, proprio per questa, diciamo, emerge dai parlamenti, emerge questo personaggio sconosciuto. Se non fosse stato appunto per l'abilità e questo, come si è detto, questo tocco di biblioteca che Umberto ieri mi ha fatto piacere, è conosciuto la mamma di Umberto, l'ha detto, quando era piccolo abbiamo arrivato alla moto, mi ha detto, mamma non la voglio l'africana, e adesso la moto, quindi ogni cosa era per lui. E credo che tra leggere e viaggiare, penso che veramente un giovane oggi possa arricchirsi culturalmente se legge e se viaggia. Volevo approfittare per rispondere all'assessore Dio per ringraziare pubblicamente per aver creduto in quel progetto, per averlo sostenuto assieme all'ANCI, perché credo che sia effettivamente un altro monumento dedicato ai comuni, ai 387 comuni, ognuno di questi avrà la propria carta d'identità, già 70 le abbiamo fatti. Qui sono molti sindaci che io ho incontrato in passato, molti sindaci appunto di orrori, perché credo che questo progetto, unito poi al sito sardegnaComune.it, e quindi a questo network che tutti i giorni ci racconta cosa succede nell'isola e fuori dall'isola, quindi una Sardegna senza confini, perché stiamo anche lavorando per avere i contenuti inquetici dei sardi nel mondo, significa veramente avere in tempo reale quello che succede dappertutto. Quindi questa è una cosa che io ritengo, dopo aver pubblicato il scenario comune, dopo l'Adius, aver fatto un altro grande passo avanti per dare ad ogni comune, ripeto, non si possono fare su orrori di volumi di 300 pagine, ma anche per il turista, ma anche per chi vuole avere un'informazione veloce, viene da dare carta d'identità, ti chiami, chi sei, cosa fai e poi fini. Quindi questo credo sia uno strumento anche per quella conoscenza dei comuni, di quello che hanno, quelli dall'età di sueli a quelli intuitivi. La gente vuole conoscere, vuole sapere dove va, cosa trova, cosa c'è, per poter decidere veramente dove andare. Ci sono tante comitive che viaggiano, ma tanta gente che viaggia da sola e vuole capire che cosa trova e dove andare. Dico, questo che sia importante. Se i paesi sono veicolati, c'è movimento, c'è un bar, c'è un ristorante, c'è il B&B, c'è piccole cose che però tutte contribuiscono ad un'economia locale.
siete quei 77, Ma possiamo vedere se siete d'accordo, possiamo farla con la comunità montana, farla per tutti, insomma, cioè, siccome il lavoro verrà gestito dall'assessorato insieme al Coran, ci troviamo un sistema per sfruttarlo al meglio. Io mi chiedo quali fossero i punti di forza di questo territorio in quel periodo storico per buttarla. Più importante, per esempio, a voi può far sorridere, però Parliamo di Nuri, Odori, Sergio Tongara, non di Guasila, quindi zona il pianeggiata. quadrilatero famoso era quello che andava da Giorgesi su Lorroni, su Mato, sulla parte. Il grano era l'elemento fondamentale anche perché ragionate sempre con la Sardegna di allora, non pensate come oggi. Per esempio, dopo Suedia ha avuto palude quella zona, quindi perché non c'era grano? Perché c'era una zona di bonifica trovata nel Novecento, quindi avete una realtà economica che ha avuto un'importanza notevole. Ma dicevo, curiosità, a Toledo c'è un pallone che è dedicato a estersivi. Estersivi aveva più montagne ghiandatiche rispetto ai maiali che aveva. Il duca si inventò la dogana dei porci forestieri. Portavano tutto il territorio, c'era un intero scambio di maiali che andavano lì, c'è tutta anche una cultura della produzione del tipo suinicola di questo. A Serre, per esempio, dove c'erano appunto i cavalli e l'allevamento, dopo Tancarreggia per quella del re, la tanca del duca era a Serre, però era il punto di raccolta di tutte le greggi, per esempio, allora la tassazione era fatta il grano in pecore, quindi quando avevano le pecore di fonte di Orollai, in Mamoiale, avevano portati qui e pascolati da pastori serresi o isilesi appunto a Serre, dove c'è un allevamento ulteriore. Qui c'è tutta una serie di aspetti anche di economia locale che raccontano il territorio. Voi prima anche Cristiano, se voi incrociate i dati con le feste religiose, capirete anche l'evoluzione poi territoriale, perché anche le feste avevano una varietà. Mandas, che era come patrono prima San Giorgio, si sposta il patrono a San Giacomo perché diventava la festa di conclusione della mietitura, non ci sono delle logiche legate alle feste in base a quello che erano le culture delle regioni locali. Intanto per complimentarmi con Umberto, noi abbiamo ospitato diverse volte Umberto, ci ha appassionato con questi racconti strappolati da questi documenti, ma visto che qui si è scritta proprio la storia di chi ha costruito questa città, potrebbe essere auspicabile che da questo libro di Umberto, abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di flussi, possa essere la volta buona che gli abitanti di San Antonio vengano a Orolio e Nuri e inizino questi circoli virtuosi per vedere i luoghi delle persone, cioè dove sono nati e che adesso poi radice ha fatto nascere queste nuove città. Quindi riuscire davvero attraverso la cultura a creare questo ciclo virtuoso di cultura, territorio e turismo. La noi stasera a voi i sindaci convocati qua era anche questa la proposta a firma di tutti i sindaci di proporre a San Antonio, al sindaco, che venga qua e si lanci l'idea di un geopellaggio, un rapporto con la Canariaco che veda coinvolti Behar di Spagna, il territorio qua e San Antonio per dire il turismo americano può avere qua, per avere i nodi li trovi qui, i bisogni li trovi in Spagna, quindi tutto un sistema di deve essere un input. Devi fare conferenze in inglese senza mangiare le parole. Troveremo i traduttori. Può avere una firma sul libro? No, oggi noi stiamo